Va bene, possiamo partire. E allora un saluto a tutti, buon pomeriggio, buonasera amici del gruppo di Mestre Mia, un ben ritrovati. Siamo di nuovo dagli amici di Abitare 3 in Corso del Popolo 95, parliamo naturalmente dei fratelli Trevisan, Massimo e Alessandro Trevisan, che come è noto già da qualche stagione ci ospitano all'interno del loro locale, del loro showroom in Corso del Popolo 95, e noi li ringraziamo tantissimo, anzi vi invitiamo a fargli visita e per vedere insomma che cosa trattano, vi daranno dei bei suggerimenti, sono due persone squisite e quindi siete ufficialmente invitati dal sottoscritto a venire da loro e sarete anche trattati molto bene. Naturalmente saluto Walter Arnaldo Esposito, giornalista che cura questa rubrica Passione, Sport e Educazione. Questa sera abbiamo un amico, una persona che io poi tra l'altro conosco da tantissimi anni, e parleremo di paracanoa e quindi parliamo di Diego Dogà di Mestre. Però prima vorrei leggervi un comunicato veloce. Allora, il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Associazione Culturale Mestre Mia è impegnata nella campagna di sensibilizzazione di questo deprecabile fenomeno, che ricade sulla nostra città e con essa sulla vita delle persone, sui nostri figli, sulla nostra cultura e su tutto ciò che di buono ci circonda. Crediamo sia importante e fondamentale fare rete e aiutare tutti coloro che sono in prima linea per combattere questo deprecabile fenomeno. Il centro antiviolenza del Comune di Venezia è uno dei maggiori centri per attività preposte. Alla lotta contro la violenza sulle donne. Giovedì 25 novembre, dalle ore 10 alle ore 19 circa, saremo presso il chiostro dell'M9, ci sarà anche Walter che farà un intervento come lo fece anche nel 2020. Saremo nel chiostro dell'M9 per una maratona in diretta streaming su questo gruppo dove noi operiamo, e quindi il gruppo di Mestre Mia, per dar voce a tutti coloro che vorranno dare un messaggio di affetto, di solidarietà rivolto alle vittime di questa tremenda piaga sociale, e quindi vi aspettiamo numerosi. Fra l'altro, e questo mi rivolgo a tutte le donne, potranno venire da noi e in quell'occasione potranno ritirare un coupon e a loro disposizione ci sarà un omaggio che poi dovrete voi donne venirlo a ritirare o presso il negozio Campana Abbigliamento di Piazza Barche o proprio qui dove ci troviamo questa sera da Abitare 3. Grazie, io ora auguro agli ospiti e naturalmente a Walter un buon collegamento e una bella discussione sullo sport. Grazie ancora, buonasera. Buonasera a tutti, eccoci qui nel negozio Abitare 3 in Corso del Popolo a Mestre per il terzo appuntamento con la trasmissione Educazione, Passione, Sport organizzata dall'Associazione Mestre Mia. Nei precedenti appuntamenti abbiamo avuto il vice sindaco di Venezia Tomaello con l'ultra maratoneta Carmelo Lucifora. Il secondo appuntamento è stato dedicato al pugilato con i fratelli Luciano e Adriano Favro, rispettivamente presidente e tecnico dell'Union Box Mestre. Questa sera, terzo e penultimo appuntamento, abbiamo in studio Diego Dogà, tecnico, ci dirà lui nello specifico, tecnico comunque di paracanoa e canoa chiaramente, e l'atleta Federica Zago. Scusate, mi ero un attimo, Federica Zago. Allora, prima di parlare però di entrare nello specifico e parlare con i nostri due graditissimi ospiti, vorrei fare una sorta di saluto a un personaggio che alla canoa ha dato molto in un certo senso e che non è più con noi, è Giampiero Galeazzi. Giampiero Galeazzi, tutti quanti ricordiamo, è stato un atleta del canottaggio
però anche alla canoa ha regalato tante soddisfazioni televisive e tutti ricorderemo, credo, la diretta delle Olimpiadi del 2000 nella finale vinta con Rossi e Bonomi all'equipaggio. Quindi farei un bel applauso. Bene, cominciamo la nostra serata. Cominciamo con Diego, cominciamo con Federica. Beh, sicuramente con Federica. Ci diamo il passo a Federica. Allora, Federica Zago, da quanti anni è che lei si dedica, diciamo, alla canoa? Alla canoa dal 2016. Dal 2016? No, 2016, scusa, 2006, perdono. Dal 2006. Dal 2006 e scoperta lo sport, nel mio caso, la canoa, scoperto proprio per caso. Faccio un passo indietro. Io prima non ho mai fatto sport a livello agonistico, avevo una vita tranquilla e serena, andavo a scuola e ho avuto un incidente stradale nel 1993. Nel 93? Nel 93. Ed è passato un gran lasso di tempo. L'incidente era in automobile, in motorino? Automobile. Prima che io scoprissi lo sport. Questo dove voglio arrivare. Lo sport purtroppo in quegli anni per le persone con disabilità non era molto pubblicizzato e per me è stata la salvezza averlo scoperto, perché lo sport è veramente al pari della riabilitazione, vanno a braccetto, perché è un modo per risocializzare, è un modo per ricominciare a vivere, è un modo per ritrovare anche se stessi. Quanti anni aveva lei quando? Io 18. 18 anni. 18. Per cui è stato per me salvifico ed è questo che punto tanto con Diego e con i ragazzi, proprio di far conoscere lo sport a tutte le persone che hanno una disabilità, che lo possono praticare a livello agonistico o no, poco importa, ma praticare uno sport che ti aiuta a riappropriarti anche della propria vita, ti aiuta a far pace con te stesso in un mondo in cui io mi sono trovata dalla sera alla mattina a non riconoscere più Mestre. Io sono di Mestre, ma Mestre per me era diventata sconosciuta, c'erano barriere architettoniche, posti in cui non riuscivo più ad accedere, posti in cui non ero più, ero vista in maniera diversa, non dico non accolta, ma vista in maniera diversa, le stesse persone. E lo sport ha aiutato anche questo, alla risocializzazione, a riuscire, per cui a livello proprio è importante per se stessi trovare la propria dimensione anche a livello sportivo. Lei ha pensato subito alla canoa come sport dopo? Allora, io ho pensato a... E perché, ovviamente? Il mio desiderio era uno sport che mi, passatemi il termine, mi togliesse dalla carrozzina. Sì, ho capito. Potevo praticare tennis da tavolo, potevo praticare basket, ma rimanevo sempre nella mia carrozzina. Io avevo bisogno di mettermi alla prova, di uscire. E in un evento ho conosciuto per caso Diego e il Canoa Club Mestre nel 2006, perché poi abbiamo fatto le prime gare nel 2006. E ho chiesto, ho detto scusate, posso far canoa? E lì... Lei erano già diversi anni che si dedicava alla paracanoa? Sì, da parecchi anni dedicavo alla paracanoa, avevo cominciato, ero già nelle squadre, già consolidato come ruolo nelle squadre nazionali normodotati, però non sono una disabilità in famiglia, di conseguenza il concetto di disabilità era un concetto già abbastanza seguito e comunque vissuto. Già al tempo, come Canoa Club Mestre, facevamo già un'attività di supporto alla polisportiva Sport Life di Montebelluna, sì, che era molto avanzata come attività nel nuoto, con un'attività integrativa di canoa che andava comunque a completare la preparazione dei loro atleti per quanto riguardava il nuoto. E furono già preparati dei campionati anche di paracanoa a Treviso nel Sile del tratto sotto Sommaria, tanto per intenderci. Sì. Era il momento che la paracanoa cominciava comunque a trovare un suo spazio. Sì. Sì, comunque. Torniamo a Federica, allora? La cosa che a me ha stupito, ma dopo tanti anni e dopo
aver conosciuto Diego non mi sarei dovuta stupire, io non ho ricevuto posso far canoa? Non so, vedremo, c'è un po' di difficoltà. No, io da Diego ho subito avuto una porta aperta. Ha detto, che tipo di disabilità hai? Vediamo, ok, sì, si può fare, troviamo la soluzione. Ho ricevuto la mia prima porta aperta, dove ho detto si può fare. E già quello, sentirsi accolti e non mettere davanti la problematica, oddio c'è una barriera architettonica, oddio bisogna, ma non lo so, ma dire abbiamo una barriera architettonica, va bene, ma si risolve e Quindi era il troviamo 2005-2006. 2006. E quanti atleti c'erano già? Al tempo, sai, noi partimmo con un gruppo molto molto sparuto, c'era lei, Federica, avevamo Michael Sfrizzo, un ragazzo con una tetraparesi spastica da parto, che era un poco più di diciottenne, che aveva cominciato a fare il paracanoa perché nei corsi che avevamo fatto a suo tempo nella promozione con le scuole superiori di Mestre, lui aveva fatto i corsi e avevano chiesto appunto agli insegnanti se potevano fare attività integrata, no? Inclusiva, chiedo scusa. E di conseguenza da questa cosa nacque appunto, e furono i primi due che noi portammo nello scenario nazionale nel 2007. 2007, sì. A fianco dei loro compagni di squadra, che erano compagni di squadra normodotati, perché quello che è importante, a mio parere, sul piano sia nazionale sia sul piano anche internazionale, che facevamo la stessa cosa nel 2009, che i campionati assoluti erano campionati comunque assoluti per tutti, come tali i campionati italiani di canoa includono le categorie di paracanoa, lo stesso livello mondiale. Quando facemmo il primo mondiale di paracanoa nel 2009 in Canada, fu fortemente voluto dalla Federazione Internazionale, ma fortemente voluto dal governo. Al tempo noi eravamo ad Halifax, in Nova Scotia, e lì proprio volevano assolutamente che fosse un campionato unico, e da lì praticamente fino a quest'anno a Copenaghen i campionati normodotati sono inclusivi, cioè le categorie paracanoa sono assieme nello stesso evento. E questo per me è un aspetto assolutamente, non tutte le discipline riescono a farlo qua, anche per un discorso di logistica. È una grande cosa. Assolutamente, sì. Ecco, quindi tornando a Federica, le prime gare, i primi successi, le prime difficoltà. Bravissimo, perché io parto da un background di zero sport a livello agonistico, per cui mi sono catapultata da persona con disabilità a fare uno sport, per cui ci sono state le prime paure, ma anche l'amore a prima vista. Anche perché c'è il contatto con l'acqua. L'amore a prima vista, cioè io quando sono stata lì dentro la mia canoa e ho messo la pagaia in acqua, cioè per me è stato amore. C'è un senso di libertà. Poi noi abbiamo la fortuna di pagaiare si è subito di fronte a Venezia. Io mi sono ritrovata un habitat proprio sì, perfetto. Assolutamente. sì, sì. Anche con tutte le difficoltà, nel senso, non è che io salgo in canoa da sola, non è che sono autonoma, cioè ho bisogno di un aiuto per salire in canoa, ma poi alla fine parto e vai e sei tu e la tua canoa e l'istruttore accanto, sei tu che devi andare avanti, c'è l'istruttore che ti allena e ti insegna quanti colpi, come andare, quando devi rallentare, quando devi spingere, quando devi buttare fuori tutto, quando l'adrenalina, cioè sei tu. E quando mi ha detto Diego, vabbè dai, vi siete allenati, proviamo a fare una gara. Ecco. E ho detto io, ma sei sicuro? Cioè, dove è stata questa gara? Dove l'ha fatta? A Milano. A Milano. Ho detto, ma sei sicuro? Ho detto, no, non si può fare. Ho detto, non è per me, non è. Dai, proviamo, cioè, si va. Cioè, io quando mi sono, a parte che non l'ho fatto dormire per l'ansia, per le cose, ridete, cioè, insomma, anche perché l'abbiamo messa subito di fronte a un campionato assoluto, di conseguenza, ma io sono in grado di poterlo fare o meno. Lei e Michael abbiamo detto con i tempi che avevamo in mano, non c'è problema, si può fare senza problema. Poi un allenatore come un papà. Sì, a parer mio sei il papà, sei il confidente, sei lo psicologo, devi avere, cioè l'allenatore moderno deve avere delle competenze, diciamo, specifiche sulla programmazione, sull'allenamento dell'atleta, delle conoscenze su una psicologia, diciamo,
da campo, tanto per intendere. Ovviamente dopo devi essere supportato comunque da uno staff tecnico, diciamo, e anche clinico, che permette, appunto, a seconda del livello che tu hai degli atleti, ovviamente. Ecco, vediamo questa gara. La gara è stato adrenalina pura solo per arrivare a metterti lì nella tua corsia. Dico, io non l'avevo mai provata questa sensazione di stare lì, ferma con la tua canoa al blocchetto di partenza insieme ad altri atleti, a sentire il tuo nome, linea 1, linea 2, cioè ti chiamava ogni atleta. Su che distanza era quella? Era sui 200. 200. Ed è lì, ferma, insieme ad altri ragazzi di tutta Italia, e senti lo start e ti dicono vai, mancano pochi secondi e parti. Io qui 200 metri, devo dire, non so come sono arrivata alla fine, perché non ho ricordi della fatica, ma solo dell'adrenalina, della gioia pura di essere riuscita a concludere la mia gara, ad arrivare fino in fondo, ad abbattere le paure, oddio andrò a sbandare a destra, a sinistra, non riesco a mettere dritta la canoa, cioè tutte quelle paure che avevo, e sono arrivata a concludere la mia gara. E sei arrivata? Ero arrivata prima. A concludere, a vincere. Sì. Ma per me concludere, no, a concludere la mia gara, perché il vincere veramente è arrivato dopo. Io ho concluso e ho aperto un mio nuovo percorso, ed è quello l'importante. Da quella gara quante ne sono venute dopo? Tantissime. Titoli italiani, tantissimi su varie distanze, sui 200, sui 500, sui 1000, sui 2000. Ecco, nella vostra esiste anche il doppio o solo singolo? Esiste anche il doppio. Ecco, lei fa anche doppio? E ho fatto una qualifica per i mondiali del Canada, che poi per un soffio non ci siamo qualificati. Ma diciamo il tempo, 13 centesimi di secondo. 13 centesimi di secondo. Niente. Ecco, per un soffio non mi sono qualificata. In doppio con Angelo, il mio compagno di canoa. Quindi doppio misto allora? Sì, ed è stato bellissimo. Cioè, Ma si vede, le brillano gli occhi. Ma io lo consiglio a tutti, cioè di provare uno sport. A me la canoa ha colpito perché mi piace il contatto con l'acqua. No, io l'ho provata, ovviamente a livello proprio così, però no, effettivamente è bello sono sensazioni. Da un lato, sai, il discorso che Federica prima diceva è proprio il fatto che è difficile per un osservatore esterno capire chi ha la disabilità, e questo è già un punto di vantaggio. Dunque diventa estremamente facile essere di grosso aiuto su questo processo, chiamala integrazione, inclusione, che poi stiamo giocando con 1000 termini, o comunque sul fatto che uno si sente uguale, anche perché dove io mi muovo sull'acqua e dove poi posso arrivare io, arriva Federica, dunque non vi è la barriera architettonica, in teoria viene perfettamente eliminata. Dunque dove si vive assieme. Dopo chiaramente l'accesso all'imbarcazione e l'uscita, ovviamente questo qua richiede, è un po' più complicato, un po' più articolata come cosa, però fondamentalmente il discorso è questo qua. Altra cosa che è molto importante, questo non a scapito di altri sport per i quali chapeau, assolutamente, io penso che tutti quanti allo stesso livello, è il fatto che sia uno sport di basso impatto. Basso impatto cosa intendo? Che una persona che ha una disabilità molto severa, comunque l'approccio con l'acqua è un approccio molto soft, dunque non ho un impatto, e dunque è molto morbido come movimento, sì. Di conseguenza non produce delle patologie, o come produce delle problematiche sull'articolazione della spalla quando sei ben gestito, ma il concetto di libertà, poi il fatto di uscire in doppio anche, no? Molte volte il fatto di condividere con un compagno che comunque o guida che sia normodotato, con un compagno, ad esempio quando lei fece le selezioni per il Canada era con un compagno con disabilità diversa, perché la categoria prevede persone uomo e donna con disabilità diversa, dunque questo diventa ancora più interessante sotto questo aspetto, che diventa molto stimolante, anche perché anche chi segue queste persone deve adattare delle tecniche diverse a seconda della disabilità che ha una persona, perché questo diventa un gioco estremamente raffinato, però essendo raffinato è anche molto stimolante. Sì. Ecco, una domanda che può apparire banale, però credo non lo sia.
Lei ha ricevuto, che dopo diciamo anche chi è Diego Dogà, perché non l'abbiamo ancora detto, ecco, no, ha ricevuto più soddisfazioni con atleti normodotati o nel campo di Federica? Questa è una bella domanda. Io ti rispondo di impatto, ti dico assolutamente con il settore paracanoa sono due spessori diversi, non è bello confrontare sul piano tecnico su evoluzioni diverse, ricerche diverse, sul piano emotivo assolutamente con paracanoa, cioè non ho dubbi, pur avendo avuto atleti di nicchia che hanno fatto risultati importanti a livello mondiale, con qualcuno che ha qualificato la barca per le Olimpiadi, dunque potrei dire con facilità questo. Ma assolutamente, io l'ho consigliato molto ai miei colleghi di dire provate a entrare nel mondo appunto dei parasports, assolutamente. Cioè, tra l'altro il mio collega sulla parte dell'area tecnica che ho nella federazione internazionale, anche lui proviene dal settore della canoa discesa, cioè canoa fluviale, e anche lui ha un ruolo che è simile al mio, un ruolo diciamo più di analisi tecnica, comunque usciamo tutte e due da esperienze di squadre nazionali normodotate, tutte e due. Ecco. Il rapporto con Daniele Scarpa? Daniele è un campione incredibile. Daniele è una persona... Anche perché lui sa bene anche la paracanoa. Assolutamente, infatti Daniele è stato un po' il referente, cioè comunque sto faro, lui assieme a Sandra ovviamente, per quanto come si sono mossi nel mondo della paracanoa, sono stati un po' gli ispiratori a quello che io poi ho fatto, nel senso che non devo ringraziare loro per quanto è stato fatto, perché Daniele è stato tecnico della squadra nazionale di paracanoa, tra l'altro io ero già in quella internazionale, comunque lui è stato tecnico, Sandra è andata ai mondiali, infatti fu Sandra con un suo compagno che arrivarono davanti a loro due. C'era Sandra. E lui io penso sia... Parliamo di Sandra Truccolo. Sandra Truccolo, assolutamente sì. E Daniele assieme con Sandra, perché è un binomio che è poi difficile a volte scindere, no? Perché sono molto uniti, due icone che escono appunto da due esperienze diverse, Daniele nella canoa, Sandra tiro con l'arco, dunque lì insomma non basterebbe una puntata. No, Daniele comunque ha grosse competenze come atleta le ha sempre avute, grande talento. L'ho dimostrato le medaglie che lui ha preso medaglia d'oro ad Atlanta nel 96, no? Sì, ad Atlanta assieme con Antonio Rossi, e un argento lo prese appunto con Bebo Bonomi, che corsero sempre in K2. Ecco, però vogliamo dire adesso Diego Dogà, il suo ruolo all'interno proprio della paracanoa della federazione mondiale, sì. No? Io sono all'interno, in questo momento qua sono all'interno della federazione mondiale, questo ruolo che ho lo rivesto dal 2009. Entro appunto come membro di questa commissione, la commissione nuova creata dalla Federazione Internazionale di Canoa, che cito perché è una federazione che nasce per i normodotati nelle sue discipline olimpiche, ovviamente slalom per quanto riguarda l'acqua mossa e la velocità, e tutte quante quelle che vanno dall'ocean racing ad altre discipline, alla canoa maratona. E decide di aprire un'area relativa appunto al discorso della paracanoa, non avendo dei supporti finanziari da enti terzi in quel momento, decide che una parte del bilancio viene stanziato appunto per lo sviluppo della paracanoa, e questo è molto molto importante. Da questo qua ci siamo trovati di fronte a dover gestire questa nuova realtà, nel senso i contatti con l'IPC, che è l'International Paralympic Committee, che è il CIO praticamente delle Paralimpiadi, certo, per quali potevano essere potenzialmente i sistemi di valutazione che c'erano per valutare gli atleti, perché fino a non tantissimi anni fa, più o meno anni 90, si assegnava una categoria alle persone con disabilità in base al report medico, no? E dunque questo catalogava, scusate il termine molto da ufficio, la persona in una categoria in base all'anamnesi medica. Dopodiché si introdusse il concetto di capacità funzionale specifica per lo sport, che diventa completamente diversa la visione, dove a seconda del tipo di disabilità tu puoi avere una categoria, ad esempio nella parascherma, diversa rispetto a quella che è nella paracanoa, certo, in base alla funzionalità specifica che tu hai. Dunque, il vedere i modelli che già preesistevano, noi eravamo sempre molto vicini comunque al canottaggio, perché il campo di gara tra l'altro è lo stesso, e creare una struttura che avesse la possibilità di poter fare ricerca. Dunque, la struttura fu praticamente identificata nel GEH, praticamente GEH è l'Istituto di Scienze dello Sport di Stoccolma, che sta sotto al Karolinska Institute, che è praticamente la facoltà di medicina di Stoccolma,
furono trovate dei ricercatori e dei docenti che erano disponibili appunto ad investire in questa ricerca qua, una parte degli investimenti a parte l'università, una parte la federazione appunto supportava questa ricerca, la sta supportando tuttora, e si è partiti con un sistema di valutazione. Da questo praticamente era tutto quanto un sistema di valutazione fatto in chiave appunto di test di laboratorio, testati poi gli atleti che erano già in campo di gara durante le manifestazioni mondiali, gli atleti venivano testati, e su questo creare un database sul discorso appunto della funzionalità e creare un'evoluzione delle categorie. Cioè, questo è un po' il gioco, insomma. Certo. Federica, adesso mi dirà lei da quanto tempo? Sei anche tecnico, anche tu mi sembra, no? Sì, sono tecnico. E continui anche ad essere atleta o solo tecnico? No, per il momento atleta basta. Lasciamo largo ai giovani. Lasciamo largo ai giovani. Ma lei è giovane però. Ma che giovane. Lasciamo largo ai bei giovani che devono entrare in questa nuova disciplina così. E no, trovo interessante proprio questa chiave di lettura nuova del perché no. È stato Diego Dogà sempre a Sempre spingerla. Diego Dogà ha queste idee che sono innovativissime per noi, perché non siamo ancora pronti a livello sociale. Io dico perché no? Lui mi ha detto perché no? Perché non puoi insegnare? È un'idea di creare proprio dei punti di rottura. Lei è l'unica insegnante di paracanoa qui? No, c'è anche Julien, un altro atleta sempre un ragazzo con disabilità, perché quello che si è cercato di fare qual è stato? Quello di introdurre comunque anche nei corsi base dei tecnici delle ore dedicate alla paracanoa, cioè creare conoscenza, perché in Italia prevede che tu debba essere minimo secondo livello di tecnico per poter fare la specializzazione in paracanoa, però questo non vuol dire che al primo livello vengono inserite delle informazioni di che cos'è la paracanoa, no? Tanto prendo contatto, ragazzi con disabilità ne parlano, in modo tale proprio di creare anche un piccolo background che questi ragazzi hanno quando andranno poi ad affrontare la realtà. Quello che abbiamo fatto con Federica e Julien è stata un po' una forzatura, nel senso che esistono delle prove pratiche che devono fare. Prove pratiche sono praticamente prove sia nello scafo, dove il fatto del salire e lo scendere in canoa comunque con un leggero supporto riescono a farlo in autonomia, ma delle prove pratiche anche in piscina, cioè prove di rovesciamento, uscire dal canoa e quant'altro. È chiaro che questo è estremamente un impatto molto forte, perché l'idea mia era quella di creare una situazione, proprio un punto di rottura anche tra i corsisti stessi, di trovare delle persone in sedia a rotelle che arrivassero in piscina, andassero in acqua, nuotassero, cadessero, venissero fuori, quant'altro, nel senso che se non creiamo dei break point, dei punti di rottura dove le persone comunque sono un po' prese da cosa sta accadendo, non creiamo un effetto poi di miglioramento. E loro hanno fatto un corso dedicato, cioè non esiste il corso di tecnico per persone con disabilità, è un corso, e questo per me è un passaggio estremamente importante. Sia lei appunto che Julien hanno fatto questo per un momento, anche Claudio. Sì, sono 3 ragazzi con 3 disabilità diverse, perché Claudio è uno degli ultimi arrivati che ha subito un'amputazione alla gamba sotto il ginocchio nell'incidente motociclistico, e Julien esce invece da una situazione completamente diversa, nel senso che lui ha una polio da noi sconosciuta, perché ormai è debellata da decenni. Lui è africano, viene su all'Università di Firenze di fare un intervento di stabilizzazione della spina dorsale quando aveva 15-16 anni, e poi appunto ha fatto la sua attività. Poi ti spiegherò il perché le persone con la polio possono servire nella ricerca. Grazie. Una domanda, una chiave di lettura, cioè nel senso, fino a qualche anno fa, diciamo a livello, proprio parliamo a livello generale, cioè a livello paralimpico, c'era pochissima diffusione, no? Adesso invece, dopo le Olimpiadi, ci sono le Paralimpiadi e c'è, io oso dire, una diffusione quasi pari. Questo può essere il merito anche, non lo so, mi pare sia ancora Pancalli il presidente del... Ma lì... È merito anche suo, oppure è merito proprio perché c'è stata una sensibilizzazione di questa cosa, di questo fattore? Io vedo che sulle pagine dei giornali di sport paralimpici sono molto più divulgati rispetto a qualche anno fa. Questo cosa può essere? Cosa può aver scatenato positivamente questa cosa? Delle volte a noi sfuggono dei dettagli storici, ma non per essere saccente, ma assolutamente. Le prime Paralimpiadi furono fatte a Roma nel 60, dunque di conseguenza la cultura italiana nelle Paralimpiadi che non è importantissima, sì, importantissima, proprio pietra miliare. Olimpiadi nel 60 Roma fa le prime Paralimpiadi.
E questo vuol dire che lo spirito italiano era già, tra virgolette, pronto, no? Nel senso che comunque è stato in grado di fare l'esordio, e molte volte a noi sfugge questo dettaglio qua che per me è fondamentale. Tu hai toccato un aspetto molto importante, Luca Pancalli. Luca Pancalli è presidente, diciamo, del Comitato Paralimpico, che ha dato sicuramente un'accelerazione spaventosa. È già il terzo mandato. È il terzo mandato che fa, ed è una persona che comunque, lui esce tra l'altro da un incidente anche lui, di conseguenza certo. Dunque conosce il prima e il dopo, no? E dopo, viva Dio, abbiamo avuto degli atleti che sono stati e sono fantastici, che comunque sono infatti anche alle ultime Olimpiadi l'Italia mi sembra che abbia ottenuto un bottino mica da ridere. Sì, sono delle icone come modo di presentarsi, come modo, io non dico nomi perché mi farei un torto a chi ha vinto del nuoto e a chi ha vinto in altre discipline sportive, però fondamentalmente sono bravi, sono bravissimi. Anche atletica, scherma, sì, mi pare che abbiamo scherma, atletica, poi, scherma siamo eccellenze nel triathlon, cioè tu pensa a una ragazza che faceva paracanoa, che ha corso la nazionale italiana, che ha fatto 3 Paralimpiadi in 3 discipline diverse, perché ha corso Sochi nello snowboard, ha fatto canoa a Rio nel 2016 e ha preso la medaglia quest'anno a Rio nel triathlon, no? È la stessa ragazza, con la capacità anche di rimettersi in discussione, no? Questo è fondamentale, che è Veronica Iocco Plevani, cioè, questo per me ti riempie così. Io credo sul piano giornalistico, sul piano di media, chi ha dato veramente un'accelerazione spaventosa sono state le Paralimpiadi del 2012 a Londra. Londra hanno caricato a 1000 e forse anche non esagerato, però con un sistema molto forte. Io quando ero su trovavi dappertutto immagini, foto dei ragazzi che delle varie discipline proprio senza nessun filtro, proprio messe negli autobus, nel metro o quant'altro. Loro al tempo era un po' violento come furono chiamati superhumans, ma non erano, era proprio per creare appunto anche lì un punto di rottura. Non vi ricordate queste gare di atletica con queste gambe che scappavano via perché con queste protesi che davano delle accelerazioni calibrate e quant'altro, però uno si domandava come possono fare fondamentalmente, questo è la cosa. Dunque, tutto quello, tu mi chiedevi prima, normodotati o ragazzi appunto con disabilità, e molte volte io dico ai ragazzi normodotati, imparate perché questa è una cosa. Guardi, io sono andato a vedere, seguivo perché purtroppo non c'è più il responsabile probabilmente l'avrà conosciuto, del Torban di Marghera, che era un ispettore di polizia russo, Gigi Russo, che è venuto a mancare purtroppo 2 anni fa. E essendo amico di mio papà, anche mio papà non c'è più, diciamo, mi chiamò ad andare a vedere, mi disse: guarda, puoi venire Walter, ha detto, perché a seguire, e se puoi scriverci qualcosa ci daresti una spinta. Io ho detto volentieri, sono andato a vedere, mi ricordo questo torneo di Torban, no? Qui si gioca praticamente 2 contro 2, tutti dicono il calcio per i non vedenti, non è proprio così, non è il calcio, non c'entra proprio niente, anche se si gioca nei palazzetti, stesi. Io rimasi colpitissimo da vedere questi ragazzi, rimasi proprio, ma hanno uno spirito proprio incredibile, quindi ecco, volevo chiedere a Federica il suo spirito in gara, quando lei è in gara, da cosa è spinta, da cosa le dà proprio il contatto con l'acqua e sapendo che lei ha questa disabilità e lei è in gara, cosa pensa? Guarda, sembrerà strano, ma non penso a nient'altro che a me stessa, alla mia storia, arrivare in fondo. C'è una gara con me stessa. Cioè, spariscono gli altri, so come raccontarla, ma cavolo, sono qua, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante le 1000 porte che mi dicono no, non puoi fare, sono qui e arrivo alla fine. Quindi lei adesso, forse, anche dico io, penso questa cosa, maggiormente riesce anche ad allenare, forse ancora a livello mentale, adesso a livello tecnico non lo posso sapere, ma a livello mentale ancora di più di Diego Dogà, forse lei riesce a dare un impulso ancora maggiore, credo. È che questo non lo so, non sta a me né a dire, però io credo che ci sia, non dico una marcia in più, ma ci sia un sentire, un
non essere attaccati ad una vita che è rimasta lì per andarsene, che a morsi te la prendi la vita, ogni possibilità che ti offre la fai, la provi, non dici di no, vai. Per cui quando ci si trova anche fra noi ragazzi che hanno una disabilità, hai più o meno la stessa lingua, più o meno la stessa voglia, più o meno la stessa voglia di rivincita, voglia di riprendersi, voglia di trovare il tuo posto, come ho detto all'inizio, in una società che il posto non te lo dà più, o non ce l'hai più, o tu non ti ritrovi, perché forse magari la società anche te lo dà, ma tu non ti ritrovi perché è difficile poi ritrovarsi e rifare i conti con te stesso. Lei mediamente quanti allenamenti faceva o fa ancora? Facevamo 3 volte alla settimana in acqua e in più nuoto. Nuoto dove? Sempre qui a Mestre? Sempre qua a Mestre. No, serenissima nuoto. Serenissima. Sempre, storicamente sempre appoggiati a loro, fermo restando che poi con gli sportivi a terraglio sono varie realtà molto forti nel territorio, dunque anche perché con i ragazzi a terraglio abbiamo un eccellente rapporto con loro, perché parecchi ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale vengono a far canoa da noi, dunque vi è questa bella integrazione, no? Che chiamiamola proprio l'inclusione, se un po' siamo partiti con questo scambio tecnico tra 5-6 realtà adesso mestrine, che si chiama, ma in realtà non è ancora formalmente, ma comunque Sport Inclusivi appunto Venezia, dell'idea proprio di creare una rete dove che se un ragazzo in uno sport, intanto far conoscere altre discipline, dare un supporto alle famiglie di alternative, no? Perché magari per motivi logistici la famiglia cambia ubicazione, dunque magari i trasporti sono più complessi, e creare anche il fatto di una circolarità, appunto, che un ragazzo può anche stancarsi, no? Ma una volta quando termina quella disciplina dice e adesso cosa faccio? In realtà guarda che se vai in quel circolo, appunto siamo partiti con l'idea di fare intanto un dialogo tra i tecnici, nel senso i tecnici della paracanoa vanno a vedere i tecnici del pararugby, vengono a vedere i ragazzi del nuoto, in modo tale di cominciare ad avere lo stesso linguaggio, no? Perché molte volte il fatto di far passare le persone, molte volte creiamo delle situazioni, soprattutto con vari tipi, anche il rapporto che tu hai con le persone, no? Creare un linguaggio comune. Il secondo step sarà quello di creare degli eventi che saranno appunto comuni, cioè dove i ragazzi delle varie discipline si troveranno assieme a provare le varie discipline, per vedere anche se il nostro linguaggio sta funzionando, e dopodiché aprire appunto un discorso proprio molto più ampio anche alla cittadinanza, e dire benissimo un ragazzo può fare nel periodo invernale 2 mesi, porto un esempio, prova a far nuoto, 2 mesi prova a far canoa, 2 mesi prova a far calcetto, 2 mesi prova... fermo restando che se uno in una tappa si ferma, viva Dio, ha trovato l'ambiente suo, dunque creiamo appunto questa opportunità. Ricollegandomi a quello che diceva Federica prima, sulla comunicazione, è una cosa che è molto a pelle, sai, cioè i ragazzi quando vengono percepiscono, hanno delle capacità, hanno delle antenne che capiscono subito quanto lasciare e quanto dare, e soprattutto tecnici come Federica o come gli altri, come Julien, come Claudio, hanno quella marcia in più rispetto a Diego, che comunque hanno un vissuto, tu dicevi giustamente, avendo un vissuto alle spalle hanno una marcia in più comunicativa, ma quello che poi diventa ulteriormente, va a integrare questo, qual è? Il fatto che loro hanno le sensazioni che il loro corpo dà le risposte. Io posso darti il mio su come si comporta, anche se il mio, ma se parliamo io e te, possono essere simili, ma abbiamo delle sfumature diverse. Qua vi è un discorso proprio estremamente diverso, come diventa difficile dovresti sentire questo, no? Lei dice io sento questo, e dunque si apre un dialogo anche con finestre sicuramente importanti. Lei quando ha iniziato a dedicarsi con lei è stata la prima atleta disabile che ha avuto? No, prima, sì, la prima? No, prima. Sì, quindi aveva già una... Sì, l'esperienza aveva una vasta esperienza. Fatta prima, sì, almeno più o meno 10 anni prima. E come mai ha deciso di dedicarsi proprio agli atleti? Ma sai, io penso... Decisione è stata una decisione maturata. La mia vita è abbastanza fatta proprio di nuove sfide, no?
chiamiamole sfide. Ci sono arrivato con i ragazzi, ho fatto un bel lavoro, con i ragazzi normodotati, dopodiché l'idea era quella di dire cambiamo, e si è creata un'opportunità alla fin fine. Già facevo appunto con altri circoli, supportavo un attimo sull'attività, poi da una parte, giustamente tu hai citato prima Daniele, ci sono stati appunto degli elementi, degli spot che si sono accesi, al che non ho esitato assolutamente. Premetto che già prima del 2009 avevamo già all'interno del Canoa Club Mestre Patrizia Bacco, che era stata tecnico delle squadre nazionali di Paracanoa già lei, dunque lei aveva fatto tutto quanto il quadriennio olimpico 2008-2012, aveva fatto come tecnico della nazionale. Dunque è un pregresso che abbiamo come cultura proprio, certo, proprio come circolo, no? E dopo lì la cosa è andata, ma non ho avuto una minima esitazione, perché quando c'è stata questa opportunità di andare appunto al primo convegno fatto nel 2008, esce questo convegno in Canada, la federazione è informata, il presidente Bonfiglio mi dà estrema fiducia, mi dice guarda vai su tu e vai assieme con il responsabile tecnico delle squadre nazionali, e partimmo, e da lì nasce l'avventura a livello internazionale. L'anno dopo appunto una bella avventura. Assolutamente, che poi tra l'altro in quel contesto lì, che Daniele non c'era, portai proprio l'esempio come relatore dell'esempio, e citai proprio l'esempio di cosa avevano fatto fino ad allora, perché nel decennio precedente Daniele era sceso molte volte in Australia e Nuova Zelanda, appunto, dove faceva attività integrata con i ragazzi, dunque era estremamente interessante come cosa. E da lì nasce questa avventura nella federazione internazionale, e cerco di portare e collaborare con la formazione di tecnici qui in Italia, oltre a quelli ovviamente che sono di competenza mia a livello internazionale. Certo. Federica, qual è la prima cosa che dice a un atleta disabile: vorrei fare paracanoa, avendo lei questa esperienza, diciamo? Proviamo, nel senso, si può fare. Allora, cerchiamo la soluzione, vediamo il tipo di... Ma qual è il primo timore che ha secondo lei? Visto che lei... Il primo timore? Ma è l'acqua sicuramente, a salire in canoa. Cioè, la canoa non è mica un oggettino che sta fermo in acqua. Cioè, a lei mi è capitato in gara, dico, di cadere? Sì, nella mia ultima del 2016. Sì. Qual è stata la reazione? Allora, il panico totale, che sono uscita, dico... Lei Doga era presente? Sì, lei Bip, ho detto. In linea di partenza stavano mettendo a posto l'assetto, perché se vi do un dettaglio tecnico della partenza, praticamente nelle gare di velocità 200, 500 e 1000 avviene appunto su un sistema di partenza delle ganasce che escono dall'acqua a 1 minuto, 2 minuti dalla partenza, dove l'atleta inserisce la prua e viene stabilizzata lì. È chiaro che in quel contesto lì sei praticamente bloccato, dunque la canoa è bloccata, devi tenerla sempre un attimino in controllo, che allo start le ganasce hanno delle pompe appunto ad aria che fanno abbassare la ganascia, come il motocross alla fine, no? Come idea. In queste manovre qua da girarti, ovviamente sono barche che hanno da 5,20 metri loro per il kayak e 7,20 metri per la canoa polinesiana, dunque, e tenendo presente la lesione come a Federica, la lesione spinale abbastanza alta, che è un T9, la funzionalità è quella delle spalle. Dunque lo spostare una barca molto lunga richiede dei tempi un pochino e di mettere in assetto. Questo comunque lo si può fare. È chiaro, in questo contesto qua loro hanno tutti quanti adoperano il salvagente, e come tale questo è garantita la cosa. Le barche assistenza sono in parte con un altro ruolo all'interno appunto della federazione, è proprio curare tutto quanto il discorso delle maestranze che faranno poi tutto il salvataggio. Certo. E una volta appunto che fanno questa manovra di avvicinamento, abbiamo dato delle tempistiche, e niente, accade che la pagaia la metti in mano, se è un po' distratta o il vento ti gira lo scafo così, può accadere che cadi in acqua. Il soccorso arriva subito, però lei esce dall'imbarcazione e deve essere riposta ovviamente in una situazione di comfort come il pontile, dunque sei una barca a poso che ti aiuta a tirare fuori, poi sei prima di una gara, come tale non è che sia un contesto, diciamo, che rassicuri e tranquillizzi la persona, per quanto siano delicati i ragazzi che fanno assistenza. Appunto si è proceduto. Sì, sono risalita su, ho preso, perché ho tutti i miei assetti nella canoa, perché ovviamente devo avere una postura che mi renda serena e tranquilla e di ottimizzare al meglio il mio gesto,
per cui ho tutto un assetto per le gambe, una mia postura eccetera, per cui gli assetti erano andati via, rimonta su tutti gli assetti, rimettimi così, rimetti il cappelletto, vai e parti. Però E dov'era questa gara? a Milano, sempre a Milano. Sempre a Milano. Mia croce e delizia, Milano era. E dico, quando un ragazzo si timidamente dice ok, voglio fare canoa, è già tanto un ragazzo con disabilità, perché vuol dire che è già un po' abbattuto abbastanza paure e barriere, perché sai che vai a contatto con una barca in mezzo alla laguna che si muove. E da lì parte l'avventura. Io non ho mai visto finora, e sono decenni, un ragazzo che abbia detto no, non mi piaci. Ho visto tutti i nostri che sono arrivati, tutti si sono innamorati. Tutti pienamente soddisfatti. Sì, anche perché siamo un bel gruppo. Questo, Siamo un gruppo questo è importante, inclusivo, siamo un gruppo bello, un gruppo che si aiuta. E infatti dico sempre, bisognerebbe ci fossero più realtà così, più realtà inclusive, più realtà che danno possibilità ai ragazzi di provare. Come ha detto prima Diego, bisogna provare. Se un ragazzo non sa che esistono questo ventaglio di opportunità, non scoprirà mai una strada da percorrere che può essere diversa da quella di rimanere a casa davanti alla TV o con un assistente. Torniamo indietro di qualche anno. Diego Dogà, atleta. Bella storia questa. No, lì ho fatto abbastanza gare, non ho mai primeggiato tantissimo, però qualche soddisfazione me la sono tolta anch'io. Ho fatto un titolo assieme con un collega della Forestale, ma eravamo già tecnici, dunque eravamo già un po' avanti con gli anni agli europei di master di slalom, però ripeto, siamo... Quindi, questo volevo arrivare a questo. Quanti anni sono che lei è dentro la canoa? Dentro la canoa, ti dico, dentro la canoa, io comincio ad andare in canoa perché come un po' tutti quanti i ragazzi avevo due aspetti, no? Un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Da una parte ero un po' uno scavezzacollo, dunque mi piaceva andare via con le moto, facevo gare al tempo si chiamava regolarità, comunque l'enduro di adesso. Io ho visto che prima ha citato il motocross. Sì, assolutamente. E le sono anche brillati gli occhi. Assolutamente. E sono dei ricordi. E dall'altra parte invece col discorso della pallavolo. Pallavolo però di mio ho le ginocchia che sono un pochino fragili, di conseguenza non ho mai avuto per fortuna problemi, però sicuramente sono predisposto ad avere delle piccole problematiche. Mia sorella, che giocava anche a buon livello, ebbe appunto delle problematiche che la portarono poi in intervento ai crociati e di conseguenza dovete terminare. E passai la canoa perché si stava seduti, perché le gambe venivano adoperate, però fondamentalmente non era così impattante. Quanto era. Sì, questo appunto del gruppo è un gruppo a premio dei ragazzi, è un gruppo molto coeso, sono circa 25 ragazzi che abbiamo che fanno paracanoa, dunque è un gruppo molto strutturato, molto forte. Abbiamo curato molto la qualità di chi segue i ragazzi, tutti quanti sono dei tecnici che hanno abilitazioni specifiche per paracanoa, ragazzi che escono appunto addirittura con doppio scienze motorie e fisioterapia, e dunque adesso ne abbiamo 2 e probabilmente un terzo in arrivo, e questo ci permette di avere una struttura tale da poter affrontare, tra virgolette, con la giusta serenità e competenza i vari tipi di disabilità, sfumature di disabilità che possiamo avere. Prima Federica aveva detto il discorso con Cautinaco, il mio assetto, queste cose qua, perché i ragazzi devono avere degli assetti specifici per loro, dunque l'assetto che ha Federico è l'assetto che va bene a Claudio, che va bene a Marco, che va bene, ognuno al suo assetto, e di conseguenza questo noi abbiamo sempre cercato come circo, come canoa per le maestre, di non fare degli assetti a cinghia. Molti hanno assetti che si chiudono con delle cinghie, questo diventa estremamente efficiente da una parte sulla ottimizzazione del gesto, ma da una parte potrebbe essere sicuramente estremamente preoccupante nel caso di rovesciamento avere 3 o 4 cinghie per gamba da mollare nel momento che io mi trovo in situazioni un po' particolari. Dunque l'assetto viene curato con degli espansi particolari, con dei gusci in carbonio che avvolgono la gamba ma permettono comunque una fluidità, diciamo, di uscita dallo scafo, perché quello che è importante appunto non è tanto metterlo in canoa, ma capire che tipo di disabilità ha la persona, qual è la funzionalità che ha. Dunque ci sono 1 o 2 lezioni fatte a terra dove si capisce quale tipo di supporto, a che altezza deve avere, perché mettere dentro una persona
non puoi mettere dentro, non è un sacco che appoggio dentro, devo metterlo in condizione che comunque abbia una sua posturalità, diciamo, che sia adeguata. Siamo quasi in chiusura, una domanda finale a testa. Federica, tornando indietro, no? Rifaresti, ovviamente a livello di sport paralimpico, canoa, o ti sarebbe piaciuto magari fare il basket, come diceva prima Diego, il tennis tavolo, o sei convintissima della scelta che hai fatto? Convintissima della scelta Perché? che ho fatto, no? Perché proprio è amore, cioè io con la canoa è proprio amore a prima vista, non mi vedrei in nessun altro sport, non mi dà la stessa sensazione, no, l'acqua, stare in acqua con la pagaia, il campo di gara, cioè no. Quindi a 360 gradi sì, la tua tutto, scelta è stata ma il bello e il brutto, premiata. Cioè, sì, ma anche la delusione, ma anche, cioè, il tutto proprio, prenderei tutto il pacchetto, perché proprio mi piace. E ultimissima domanda, Diego Dogà che allenatore è? Bella domanda. Allora, riduttivo dire che è super come allenatore, riduttivo. Io dico che ci vorrebbe un Diego Dogà per regione. Ecco. Perché ce lo teniamo qui a Venezia. No, ci vorrebbero menti come Diego Dogà, ci vorrebbero persone come Diego Dogà che sanno includere, che sanno portare avanti dei valori e che sanno aprire possibilità. Questo è bello. Ultima domanda, Diego Dogà. C'è rivalità tra la canoa e il canottaggio? E se c'è, che tipo di rivalità può essere? Ma ti dirò, guarda, il discorso è questo qua. La canoa era una commissione della Federazione Canottaggio, dunque noi siamo figli del canottaggio, si chiamava CIC, Commissione Italiana Canoa, eravamo sotto l'ombrello del canottaggio. No, io direi di no, a parte qualche volta arrivano i gamberi, ma insomma è abbastanza, diciamo, abbastanza da ridere, no. Hanno distanze diverse, hanno atleti di altissimo livello, Rossano Galtarossa è un amico, dunque di conseguenza no, direi che assolutamente non c'è rivalità. No, direi che rivalità in senso sportivo ci sta tutto, però dopo tu quando termina davanti a un buon piatto di pasta asciutta finito l'allenamento, insomma dunque non c'è. Bene, siamo in chiusura di questa puntata di Educazione, Passione Sport. Abbiamo avuto Federica Zago, Diego Dogà. Diamo appuntamento a tutti al 2 dicembre quando avremo qui in studio un'altra grande atleta che è Manuela Legolato. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Buona serata a voi, buona serata a tutti e grazie ancora per l'opportunità. Grazie.